Buona giornata a tutti con l'informazione su Media TV Europe. Apriamo con in primo piano il caso Sarti che finisce in Parlamento. Stretta sulle foto sexy in rete sarà reato. Il Movimento 5 Stelle accelera infatti l'iter e Di Maio dice uno schifo quanto sta accadendo. Ma vediamo la vicenda. Giulia Sarti, 32 anni, riminese, deputata 5 Stelle, alla sua seconda legislatura, nel 2013 è vittima di un attacco informatico da parte di alcuni hacker che hanno violato la sua casella di posta elettronica diffondendone il suo contenuto su internet. Tra i file hackerati compaiono anche alcuni di carattere privato con la deputata ripresa in atteggiamenti intimi. Pochi mesi dopo il fatto, Sarti chiede aiuto a Bogdan Tibush, esperto informatico e suo futuro fidanzato, per rimuovere la foto dalla rete. Negli ultimi giorni le immagini hanno ripreso a girare diffondendosi molto rapidamente. Da ricordare che la deputata Giulia Sarti ha sporto denuncia proprio nei confronti dell'ex fidanzato, ma a febbraio di quest'anno il caso viene archiviato dagli inquirenti e Bogdan Tibush annuncia di volersi rivalere nei confronti della parlamentare dei 5 Stelle. Una vicenda ancora tutta da chiarire perché spuntano nel frattempo ipotesi su come siano stati spesi da Giulia Sarti i soldi dei mancati versamenti dei rimborsi volontari, cavallo di battaglia dei 5 Stelle. Tra le spese anche l'installazione di un sistema di videocamere in casa, compresa la camera da letto, con l'ex fidanzato Bogdan Tibush, che non esclude la presenza di video. Cari amici, in primo piano la Gran Bretagna e la Brexit. La premier britannica Theresa May strappa la proroga a giugno e no del Parlamento al referendum bis. Londra chiederà un rinvio all'Unione Europea e il presidente americano Donald Trump dice «Theresa, non mi hai ascoltato ed è finita male». Il rinvio della Brexit a questo punto è praticamente certo. Il B-Day non sarà più il 29 marzo. Ieri i deputati britannici hanno approvato a larga maggioranza una mozione che chiede di spostare in avanti la data. Theresa May chiederà agli europei una dilazione tecnica fino al 30 giugno solo se mercoledì prossimo Westminster approverà al terzo tentativo il controverso accordo che lei ha raggiunto lo scorso novembre con Bruxelles e che il Parlamento britannico ha già bocciato 2 volte. In caso contrario, la Premier minaccia di chiedere una proroga ben più lunga che potrebbe aprire la strada a qualsiasi sviluppo in teoria, anche ad una revoca della Brexit. Sempre agli esteri in primo piano anche la tensione Italia-Stati Uniti, l'ultima dissonanza tra i due paesi comunque alleati sugli ordini dei caccia F-35 prodotti negli Stati Uniti ma con una partecipazione italiana nell'assemblaggio, nella manutenzione, nello stabilimento di Cameri. Ieri alti dirigenti della Lockheed Martin sono stati a Roma. Nelle stesse ore il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti veniva ricevuto dall'ambasciatore americano. Non solo l'Italia non ha ancora materialmente versato circa 400 milioni di dollari per gli ultimi aerei consegnati, ma le recenti dichiarazioni del ministro della Difesa hanno fatto sobbalzare la diplomazia statunitense. Il programma di acquisto dei caccia è infatti stato già decurtato dal governo Gentiloni da 120 a 90 aerei. Ora, sotto la spinta dei 5 Stelle, si intravede un ulteriore taglio o diluizione dell'ordine. Martedì prossimo, intanto, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà in Parlamento sulla visita del Presidente cinese Xi Jinping e da Palazzo Chigi annunciano che la prossima settimana saranno varate alcune norme che rafforzano la Golden Power al fine di tutelare ancor di più efficacemente gli interessi strategici del nostro Paese. Siamo alle notizie da Borsa Milano. Anche ieri la vicenda Brexit ha pesato sui listini europei, ma gli operatori sembrano orientati ad un cauto ottimismo, tanto che tutti gli indici hanno chiuso in progresso. Il FTSE MIB è cresciuto dello 0,62%, sostenuto soprattutto dall'impennata di Leonardo, più 13,23%, promosso da Kepler Chevreux e l'aumento del target price a 11,8 euro dopo i conti. Lo spread intanto in calo a 241 punti ha poi favorito i bancari con Banco BPM al più 4,43% e BPER al più 2,02%. Bene anche Amplifon al più 3,9% e Brembo al più 2,6%, Juventus attestato al più 2,3% e nel segmento Star Fiera Milano al più 7,17%. Fra le blue chips pochi e trascurabili ribassi.
A2A in chiusura al meno 1,06%, di Azorin meno 0,98% e Atlantia al meno 0,92%. Queste sono le ultime notizie giunte qui in redazione da Piazza Affari, Milano. E siamo allo sport, con la Serie A nemmeno il tempo di leccarsi le ferite per la sconfitta di Bologna per il Cagliari, che questa sera ha la possibilità di ripartire di slancio contro la Fiorentina nell'anticipo della nona giornata di ritorno del massimo campionato. Anche perché si gioca alla Sardegna Arena, dove la squadra di Maran ha conquistato 21 dei 27 punti finora che le consentono di avere alle spalle 6 squadre e più 6 sulla zona retrocessione. Ancora una volta Pavoletti e Barella tra i rossoblù più attesi nel confronto contro i viola. I rossoblù possono dare una spallata decisiva per la salvezza, considerando l'impegno quasi proibitivo del Bologna domani sera sul campo del lanciatissimo Torino. Il ritorno di Cigarini in campo in cabina di regia rassicura indubbiamente Maran, che spera di ritrovare equilibrio nel cuore del campo per poter reggere l'urto dell'avversario senza però snaturare il proprio assetto e soprattutto sfruttare al massimo le opportunità che la partita inevitabilmente offrirà. Per l'occasione torna anche Faragò, altro ago della bilancia tra fase difensiva e offensiva. Squalificato Bradaric, infortunati Castro, Clavanna, Cerri e Despodov, convocato ma in dubbio Pellegrini. Tutti gli altri a disposizione del tecnico trentino, che salvo colpi di scena dovrebbe riproporre l'assetto che più gli ha dato garanzie nell'ultimo mese. Cragno in porta, da destra a sinistra sulla linea difensiva rispettivamente Sirna, Cepitelli, Pisacane e Padoin. Centrocampo a 3 con Faragò, Cigarini e Ionita, Barella sulla tre quarti alle spalle della coppia d'attacco formata da João Pedro e Pavoletti. Dal 4-3-1-2 classico dei rossoblù al 4-3-3 dei viola, presumibilmente in campo con La Fonte tra i pali, difesa schierata da sinistra a destra con Biraghi, Vitor Hugo, Pezzella e Milenkovic. A centrocampo Dabò a sinistra, Norgard centrale e Benassi a destra. Trio d'attacco di peso formato da Muriel, Simeone e Gerson. Fischio d'inizio alle 20:30, dirige il match Doveri. Grazie per la cortese attenzione, da Renato Scanu a tutti voi la più cordiale buona giornata. Salve amici del Centrometeo Italiano. Tempo più stabile e anche soleggiato nei prossimi giorni grazie all'alta pressione. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per venerdì 15 marzo. Nuvolosità irregolare al mattino su tutta la penisola, con deboli piogge sulla Calabria e locali nevicate a quote medio-alte sulle Alpi di confine. Più asciutto altrove. Al pomeriggio nubi sparse sulle Alpi, nord-ovest e regioni tirreniche, ma senza fenomeni. Sole prevalente sulle altre regioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque, ma con nuvolosità anche compatta, specie al nord-est e sulle coste tirreniche centrali. Temperature stazionarie o in aumento specie nei valori massimi da nord a sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate del nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometeo Italiano.